Sarà anche mia cura cercare di riproporlo, perché sia il tema dell'omofobia che la depressione e il tema dei suicidi sono, ahimè, molto attuali nel nostro tessuto sociale, e quindi sarà mia cura trovare il modo per poter dare la possibilità a chi è interessato di approfondire questo tema. La reazione di Kasugana è immediata. Se non sarà possibile attraverso la scuola, la proiezione del film Il ragazzo con i pantaloni rosa avverrà sotto il coordinamento del comune di Treviso. Così dunque Mario Conte di fronte allo stop al lungometraggio previsto per il 4 novembre al Cinema Edera e che doveva interessare quasi 160 studenti di una scuola media cittadina. Le perplessità di alcuni genitori avrebbero spinto i docenti ad annullare la prenotazione della sala, e a confermarlo è anche Gigi Calesso, esponente di Coalizione Civica, padre di una delle studentesse che doveva partecipare all'evento. Lo stesso Calesso, come gli altri genitori, ha ricevuto una mail di cancellazione senza particolari spiegazioni. Ci sarebbe stato un ripensamento della scuola a seguito di dubbi, proteste, non si sa bene, di alcuni genitori. Questa mattina, dopo aver appunto verificato questa situazione, ho scritto subito alla scuola chiedendo dei chiarimenti su cosa è accaduto e chiedendo che la partecipazione delle classi venga ripristinata. La pellicola in questione, patrocinata dalla Presidenza della Repubblica e diversi ministeri, è tratta da una storia vera, quella di Andrea, quindicenne romano vittima nel 2012 di un feroce bullismo omofobico di cui la madre si era resa conto solo dopo il suicidio del figlio, esasperato da continui attacchi d'odio. Com'è andato con i pantaloni? Che ha detto Sara? Ti sono piaciuti? Sì, anche se qualcuno mi ha preso in giro. Vabbè, non è che li devi mettere per forza. Così vincono loro. E proprio di un clima ormai imperante di omofobia parla Paola Marotto, presidente del coordinamento LGBTE di Treviso. Un film non ha mai ucciso nessuno, l'omofobia sì, la posizione. E questo mentre a Roma, durante la messa in onda della pellicola, si sono scatenati fischi e insulti irripetibili, artefici alcuni ragazzini, con il ministro Valditara che ha parlato di comportamenti vigliacchi e squallidi. Questo è ancora più preoccupante del fatto che non sia stato proiettato, e credo che queste due situazioni devono far riflettere da un punto di vista sociale tutta la nostra comunità, e ognuno di noi deve farsi un piccolo esame di coscienza.